Benvenuti a un'altra settimana in compagnia di Trieste in diretta. Quest'oggi ci occuperemo nella seconda parte di Trieste Estate. Avremo con noi uno dei direttori artistici, Gabriele Centis, perché nel frattempo, dunque sabato, incomincia anche l'edizione 2026 di Trieste Love Jazz, che fa parte di Trieste Estate. Nella prima parte siamo in compagnia della Sissa, ovvero nelle persone del dottor Alessandro Tavecchio e della dottoressa Marta Fornasier, che fanno parte del gruppo di comunicazione, di Media Lab in pratica, entrambi? Uno e uno. Io sono dell'ufficio comunicazione della Sissa, Marta di Media Lab. Avevo capito che tutto, te pareva che non... È una confusione comune. Okay, no, succede spesso. In Sissa e non. Ma io sono noto anche per gaffe e roba del genere, perché dovrei chiedere magari prima delle cose, prima di avventurarmi. Vabbè, comunque, insomma, della Sissa. Sì. Allora, con i nostri due ospiti parleremo di Science Picnic, che è in programma il prossimo 2 luglio, vale a dire dopodomani, appunto in Sissa, nel giardino, tra l'altro, nel parco anche più che giardino, perché quello è effettivamente un parco, ed è per certi aspetti una sorta di open day. Allora, cominciamo da Marta Fornasier, che anche per dovere di cavalleria, insomma. Allora, che cos'è effettivamente Science Picnic? Allora, il 2 luglio ci sarà l'Open Day della Sissa, quindi diciamo Science Picnic è un po' il nome che abbiamo deciso di dare alle attività che raccoglierà l'Open Day appunto il 2 luglio, che è una giornata di porte aperte della Sissa e in questo caso giardino aperto, perché tutte le attività si svolgeranno nel giardino e negli spazi adiacenti. È un po' una giornata di, diciamo, festa della Sissa che vuole far conoscere a tutta la cittadinanza quello che fa, qual è la sua ricerca, e in particolare quest'anno il tema sarà come nasce una domanda scientifica, quindi la Sissa vuole far conoscere un po' quello di cui si occupa e la curiosità che muove la ricerca. Questo magari su questo, poi sul concetto stesso eventualmente approfondiamo più tardi. Allora, chiariamo subito una cosa, perché c'è forse una sorta anche di, non di equivoco, ma insomma quando si parla della Sissa poco ci si concentra sul fatto che la Sissa è un'università. La Sissa è un'università a tutti gli effetti, è un'università un po' speciale perché ha ordinamento speciale, fondata dopo il terremoto del 78 insieme a tutto il resto del sistema Trieste. È un po' speciale perché normalmente la Sissa fa solo titoli post laurea, quindi dopo la laurea magistrale i dottorati, i master, ma... Mi consenta sempre, perché questa è una cosa che io non riesco a farmi entrare nella testa, probabilmente perché io arrivo non dal vecchio, io dall'antico ordinamento. Cioè, Sissa entra in scena una volta che una persona ha già una laurea magistrale e vuole fare avviamento alla ricerca. Cioè dopo i 5 anni. Ecco, io questo il concetto di laurea magistrale non riesco a farmela, cioè so cos'è, certo, ma non riesce a entrarmi a quindi dopo 3+2, chi vuole ancora proseguire, vuole fare una carriera di ricerca o una carriera all'università, può scegliere di fare il percorso del dottorato di ricerca. In Sissa esistono 3 aree principali di ricerca: la matematica, la fisica e le neuroscienze. All'interno di fisica da qualche anno anche molto attività relative a data science, la scienza dei dati, la statistica, l'intelligenza artificiale, che ovviamente adesso si sta espandendo tantissimo, e abbiamo circa 300 studenti, per cui siamo un ateneo relativamente piccolo, con un rapporto docenti-studenti molto favorevole. Si lavora perché abbiamo circa 80 docenti invece, professori universitari, quindi si lavora in gruppi molto piccoli, si può dedicare tanta attenzione, c'è ancora quella cura artigianale che c'era una volta nel mondo della ricerca, in cui un mentore seguiva effettivamente uno studente, lo poteva portare in tutto il percorso. Quando io andavo in università, certamente questo tipo di cose nel nostro paese perlomeno era molto distante. Però ecco, per una serie fortuita probabilmente di combinazioni,
si era creato un piccolo gruppo che gravitava attorno alla storia dell'arte e quindi per 4 anni cioè, capisco che cosa significa quando i docenti come dire, sono più vicini allo studente, in questo caso poi siamo anche a livelli decisamente più alti, però sì, è un concetto che da noi fatica un po', ma che per esempio, adesso non vorrei andare troppo sul facile, ma che nel mondo anglosassone quantomeno i film ci abituano a questo tipo assolutamente. La Sissa è una scuola superiore, da non confondere con le scuole secondarie, ecco. Ce ne sono 7 in Italia, la più famosa probabilmente è la Normale di Pisa, però ecco, è un tipo di struttura abbastanza particolare anche nell'ordinamento italiano, anche con tutta la riforma Bologna. E questa struttura particolare, questa diciamo essere snelli, gli permette anche di fare tante attività di ricerca, certo, con una flessibilità che molti altri atenei non hanno, e quindi anche a livello internazionale la SISA anche per questo spesso viene confusa come centro di ricerca, perché è un centro di formazione e di ricerca. Ma voglio dire, ci si arriva, nel senso ci si iscrive, cioè bisogna fare un esame, questo non ho mai capito. Sì. C'è un test di ammissione che gli studenti che vogliono iniziare il percorso di dottorato devono sostenere. Ho capito. Esatto, quindi c'è un concorso con una selezione anche abbastanza tosta, nel senso che abbiamo sempre molte più domande che posti e borse disponibili, anche perché il dottorato di ricerca sì è una fase ancora di formazione, ma è una situazione abbastanza, cioè accedendo a un dottorato tipicamente si accede anche a una borsa di dottorato che permette allo studente di dedicarsi completamente alla ricerca e alla formazione. Quindi è strano, non in tutti i paesi europei il dottorato di ricerca è considerato solo come studente e non come lavoratore, è una figura naturalmente ibrida, perché poi la verità, e ne possiamo parlare anche relativamente al programma dell'Open Day, dove ci saranno molti dottorandi e postdottorandi disponibili a parlare con il pubblico, chi fa il dottorato è un po' la manodopera che fa veramente la ricerca. I professori, gli ordinari molto spesso ci mettono la testa e seguono queste persone, ma chi giorno per giorno sta nei laboratori, sta davanti ai computer, scrive le equazioni, risolve i problemi, sono effettivamente i dottorandi. Allora, l'appuntamento però è dedicato forse probabilmente anche un po' anche alla città, no? Nel senso non solo ed esclusivamente ai dottorandi. No, assolutamente, cioè, l'evento nasce proprio per aprire la Sissa alla città, a tutte le persone che sono curiose e interessate, gli studenti universitari in ottica di orientamento, ma anche chi semplicemente si chiede ma che cosa succede a Trieste, lassù vicino a Opicina. Quindi anzi, anche i più piccoli, ad esempio, sono benvenuti, ci sono delle attività disegnate apposta per i bambini, per le famiglie, quindi è proprio un evento che vuole essere aperto a tutti e tutte. Tra l'altro leggo nel comunicato, dunque attraverso brevi conferenze di 15 minuti ricercatrici e ricercatori accompagneranno il pubblico alla scoperta di alcune delle grandi domande che guidano il loro lavoro e la loro curiosità, dalla matematica alle neuroscienze, dall'intelligenza artificiale all'astrofisica, e sono appunto proprio piccoli scambi, piccoli incontri, brevi conferenze, insomma. Anche se è una delle attività che proponiamo, questa qua delle mini conferenze, e come diceva Alessandro prima, queste quattro macro aree, matematica, neuroscienze, fisica, che poi ingloba, diciamo, il gruppo di data science, sono le materie principali di cui si occupa la Sissa. Una delle attività, come giustamente dicevi guardando il programma, è quella delle mini conferenze, quindi questi brevi sketch da 15 minuti, uno dopo l'altro, in cui i ricercatori e ricercatrici rispondono alle domande di cui si occupano tutti i giorni, e poi a fianco alle mini conferenze ci saranno degli Ask Me Anything,
che sono questi, diciamo, formati in cui ricercatori e ricercatrici si mettono a disposizione del pubblico per rispondere a tutte le loro curiosità. Ci saranno comunque delle persone che faranno una moderazione, quindi supporteranno il pubblico nelle domande, aiuteranno a, diciamo, gestire se ce ne sono tantissime o ne tireranno fuori se nessuno ha qualcosa da chiedere, in modo da avviare la conversazione. Hanno anche preparato delle domande che possono essere di spunto per il pubblico, un po' saranno appese in giro, così si può andare a curiosare, pescare qualcosa. E insomma sarà uno spazio di dialogo molto aperto e informale. E questo, poi se volendo posso andare avanti con il programma. A fianco a, diciamo, queste brevi conferenze che saranno in una postazione e gli Ask Me Anything che saranno in altre 4 distribuiti, ci saranno altre 3 postazioni con attività, come dicevo, un po' specifiche per i più piccoli e delle attività invece a ciclo continuo, quindi che saranno aperte alle persone per andare, stare mezz'oretta e poi magari cambiare luogo, e saranno un'attività sulla geometria, sulle tassellazioni, esatto, che poi chiederemo, paura, ma... esatto. Ma è molto semplice, pratica, manuale, giocare con le forme e cercare di incastrarle, detta in modo super adesso informale. Circola, tra l'altro, io non so se è esatto dire circola su Instagram, perché là circola quello che vuoi tu in pratica, insomma, però devo dire la verità, mi sta intrigando parecchio, perché sono tutte quelle storie tipo collegamenti cioè ogni tanto queste cose qua, forse perché torni anche un po' quando eri bambino, eccetera, però ogni tanto tornano e risolvere i puzzle, risolvere gli enigmi, sì, ai matematici i giochi piacciono un sacco. Se ci riesci poi trovi anche una... Io ho risolto uno ma non mi ricordo come ho fatto, per cui si vede che era... era una roba proprio veramente di intuito, però adesso sono stato contento per 5 minuti, perché insomma, non è male. Ecco, questo mi porta quasi automaticamente a una domanda che volevo fare ad entrambi. Allora, se noi prendiamo, è un po' una mia fissa, ma insomma, quando una persona raggiunge una certa età poi va avanti anche per fisse, però è indubbio, no, che la comunicazione scientifica nel nostro paese ha fatto passi da gigante, anche perché forse partivamo, come dire, piuttosto indietro, nel senso, io mi ricordo quando la divulgazione scientifica, soprattutto alla televisione, era affidata a un programma di Giulio Macchi che si chiamava Omega, se non mi sbaglio, e che però adesso, con tutto il rispetto, era un programma piuttosto, insomma, a Trieste diremmo un cugno, per dire la verità. Adesso invece è tutto molto più, c'è una facilità di comunicazione notevole, eccetera. Mi domando, mettiamola così, come si può evitare il rischio di banalizzazione? Perché, per esempio, adesso non più, però una volta se si andava in quei programmi di Sky tra il 400 e il 500, che erano quelli dedicati un po' alla divulgazione, trovavi anche dei programmi che si chiamavano Hitler a colori, le vacanze di Hitler, i medici di Hitler, mi ricordava la fine della pazza storia del mondo di Mel Brooks, che aveva scoperto tutto dicendo: tra poco vedrete Hitler sul ghiaccio. Come si fa a non appunto banalizzare, sapendo che comunque devi scendere nella comunicazione? Qual è chi pone il limite? È una domanda molto difficile, perché è anche molto diverso a seconda della specifica disciplina, dello specifico argomento, del pubblico che hai davanti, eccetera, eccetera. Noi in SIS abbiamo anche il Master in Comunicazione della Scienza, che abbiamo frequentato sia io che Marta, dove queste sono domande letteralmente all'ordine del giorno, perché è il nostro pane. La prima cosa è non sottovalutare l'intelligenza di chi ti ascolta, sì. Perché molto spesso noi abbiamo questa idea che le persone sono disinteressate alla scienza, che non hanno voglia di impegnarsi, magari si spaventano veramente quando sentono la parola tassellazione, ma questo è
è solo perché sono fuori dal nostro gruppetto, quindi ancora prima dei contenuti l'importante è far sentire le persone accolte. La possibilità di fare l'open day all'interno del Parco della Sissa, che è un giardino bellissimo con tutti i giovani e le giovani studentesse e dottorandi della Sissa, già questa cosa crea un ambiente di parità dove tu hai molto anche meno paura di essere ignorante e di fare la domanda sbagliata. E già se non c'è quello strato lì di paura è un grande aiuto, perché se pensiamo a una delle grosse aree di ricerca della Sissa, la matematica, quanto fa paura la matematica alle persone? E quindi da un lato si cerca sempre di trovare i rompicapi, gli enigmi, i giochi, per cercare di far passare delle nozioni di matematica senza risvegliare i ricordi negativi delle bacchettate sulle mani al liceo. È uno dei miei sogni ricorrenti, io non ne ho, però uno che torna con una certa puntualità è: devo fare l'esame di maturità, ma prima devo dare l'ultima interrogazione di matematica. Ecco, questo è un trauma che hanno tantissimi studenti ed è una cosa terribile, tremenda, che rende la matematica tra tutte le discipline particolarmente difficile, perché c'è questa barriera all'ingresso che magari altre scienze hanno con altri tipi di complessità. Quindi invece, ad esempio, quando parliamo di neuroscienze, il cervello è una cosa fascinosa, misteriosa, non fa paura. Lì il rischio di banalizzazione c'è nel cercare la spettacolarizzazione, no? La psicologia di Hitler, possiamo andare a cercare le cose più strane e più patologiche. Quindi la difficoltà è sempre trovare un equilibrio, ma soprattutto cercare di mettere la persona che hai davanti in una condizione in cui c'è uno scambio alla pari, c'è un dialogo, non siamo solo noi che vogliamo mettere delle informazioni dentro, ma vogliamo capire anche quali sono le tue domande. Perché la verità è che anche per i ricercatori avere un contatto con il pubblico, avere un certo senso di responsabilità anche per quello che fanno è una cosa estremamente importante. Dal punto di vista proprio di Sissa, di Media Lab, come viene appunto risolta la questione? Condivido intanto, direte grazie, però diciamo è molto sentito da tutti noi che facciamo comunicazione della scienza quello che ha espresso Alessandro. Ad esempio in Sissa Media Lab gestiamo Sissa for Schools, che è il programma della Sissa per le scuole, la Children Universities della Sissa. E una cosa che effettivamente ci teniamo molto a mostrare, a portare avanti, è il fatto che i ricercatori e ricercatrici sono delle persone come tutti, non sono, nel senso, non sono Einstein con i capelli sparati, dei geni assurdi, sono delle persone che hanno trovato una passione e si sono dedicate a quello. E poi il fatto che siano anche molto giovani magari li fa avvicinare ancora di più alle scuole, e quindi diciamo sono persone come tutti, sono sicuramente esperti in quello di cui si occupano, però non è neanche detto che sappiano rispondere a tutte le domande, quindi a volte capita che magari ci siano delle domande che esulano dal loro campo di competenza, ed è un valore sentire una persona che dice: guarda, questo sinceramente non lo so neanch'io, e va bene così, scopriamolo insieme, ragioniamoci. È capitato anche a volte che i ricercatori stessi che appunto sono coinvolti in questo programma rimanessero molto stupiti delle domande che arrivavano, cioè, wow, però questo bambino di magari 10 anni mi ha chiesto una cosa veramente intelligente. E quindi una cosa che cerchiamo di fare anche con loro per portarli in questo tipo di attività è quella di dire: sì, non banalizziamo, magari cerchiamo di evitare di mettere tantissima terminologia tecnica dove non serve, di avere 1000 messaggi in una sola ora che abbiamo a disposizione, però non banalizziamo, portiamogli la vostra ricerca, tra l'altro, quello che voi fate nella quotidianità. Quindi sì, assolutamente. Poi c'è un'altra cosa che mi incuriosiva, della quale mi incuriosiva parlare un attimo con voi, perché è anche vero che ci sono delle, come posso dire, dei mezzi di comunicazione della scienza, ma anche di altro, che potrebbero sembrare quasi involontari per altri. E faccio un paio di esempi. La mia
generazione che può appunto spaventarsi di fronte alla matematica, eccetera, però non ha grandi problemi a sapere di che cosa si parla quando si parla di percezioni subliminali. Perché c'è stato un episodio del Tenente Colombo dove la soluzione del caso era affidata alle percezioni subliminali. C'è un film estremamente popolare, nemmeno bello per dire la verità, che si chiama I ragazzi venuti dal Brasile, dove in 2 minuti, e questo me lo ha confermato Mauro Giacca, non è che me lo invento io, dice la clonazione è spiegata perfettamente in 2 minuti. Cioè, e magari poi ci sono dei libri e anche degli stessi film che si propongono di spiegarti delle cose e appunto s'attorcigliano attorno a se stessi, cioè, quindi molto spesso dipende probabilmente anche da quando percepisci una certa comunicazione, se sei più attento perché te la porta magari il film con un attore che ti piace, perché per esempio Tenente Colombo era un appuntamento dove tutti quanti stavano, cioè, è curioso quando succede questo e quando ti accorgi parlando con gente che sa di scienza che oggettivamente quello che ti è stato comunicato in quel modo non solo è efficace ma è anche valido. È un equilibrio difficilissimo e in realtà ha un peso enorme anche in come viene fatta la scienza nel mondo, cioè dal punto di vista dei ricercatori. Il mio esempio preferito da questo punto di vista è Jurassic Park. Ah beh sì, là siamo forse esce negli anni 90 Jurassic Park e improvvisamente raddoppia il numero di persone che vogliono studiare paleontologia e dinosauri nel mondo, per non parlare poi del fatto che Jurassic Park, tratto da un libro di Michael Crichton che era estremamente critico delle biotecnologie, in realtà dà l'idea di queste biotecnologie, sì, giochiamo a fare Dio, però posso anche avere un dinosauro. Io che ho studiato biologia molecolare ero anche perché volevo il mio dinosauro in casa. Quindi sicuramente per l'entusiasmo, ma poi c'è l'altro lato che ci affezioniamo e quindi già ai tempi, negli anni 90, quando è uscito il primo Jurassic Park, sapevamo che i parenti viventi più prossimi dei dinosauri non erano gli anfibi, non erano i rettili, ma erano gli uccelli. Già avevamo qualche prova circostanziale che molti dinosauri erano piumati. Però quando hanno fatto i remake di Jurassic Park pochi anni fa, hanno deciso comunque per la maggior parte dei casi di usare dei dinosauri lucertolosi, stile anni 90, perché quelli sono i dinosauri del nostro immaginario collettivo, al contrario di Jurassic Park 3 alla fine degli anni 90, dove improvvisamente ci sono i Velociraptor piumati. Quindi anche qui c'è sempre un dialogo tra la scienza e la società, e non solo una cosa che viene buttata lì a Jurassic Park, quasi come se fosse fantascienza, cioè che in realtà magari molti dinosauri fossero a sangue caldo, che era un'ipotesi remota nel momento in cui il libro veniva scritto. Adesso sappiamo, probabilmente anche perché molti ricercatori hanno approfondito l'idea quando è diventata popolare, che in realtà probabilmente molti dinosauri erano a sangue caldo e non erano rettili a sangue freddo. E poi chiudo, perché se io parto con roba che riguarda il cinema non finiva. Però per esempio una decina d'anni fa, sì, perché io lo vidi a Vienna, è uscito un film che si chiamava Ex Machina, tra l'altro fantascienza da camera molto bella, molto particolare, eccetera, dove c'era quest'idea adesso riassumo, del robot con un'anima, insomma, eccetera. E io mi ricordavo che alla fine degli anni 70 ci fu un film di Alberto Sordi che si chiamava Io e Caterina, un film che mi sembrò sciocco nella premessa, eccetera. Ma mi ricordo che un giorno parlai con uno scienziato e mi dice: guardi che all'interno della nostra comunità quel film, che lei ritiene per certi aspetti giustamente una stupidaggine, però ha aperto una discussione che sta continuando. Cioè lì era la storia di uno che si comprava un robot
per fare tutte le faccende di casa, eccetera, e alla fine questo robot si innamorava di lui e vabbè, qui voglio dire, c'è anche questo che inconsapevolmente, o forse neanche tanto inconsapevolmente, aiuta. È un aspetto molto interessante secondo me il fatto di come poi ci sia un po' un'influenza, no, tra la visione nel mondo della cultura, quello che succede effettivamente in come evolvono la scienza e la tecnologia, anche se sembrano scorrelati o forse no, non lo so, però è molto interessante, ad esempio l'esempio che fai del film. Poi sono cose che si influenzano, un po' il nostro immaginario popolare magari influenza il modo in cui la scienza e la tecnologia progrediscono e viceversa. Da capire adesso i ragazzi da che cosa possono essere portati ad interessarsi. Ad immaginare, sì, per costruire un futuro serve la ricerca, ma prima il futuro devi immaginare. Sì. Tra l'altro poi, così torniamo per far capire che in realtà io posseggo la trasmissione, perché quando la gente parteciperà all'Open Day, a Science Picnic, vedrà anche poi il luogo dove la SISA opera e dove lavora, e io ricordo che lì lì c'era un ex sanatorio abbandonato, poi dismesso, eccetera, e mi ricordo perché ero presente e mi piace sottolineare questi fatti che divenne, quando ci fu una donata degli alpini a Trieste nel 2004, divenne un luogo dove andarono a dormire degli alpini. E quando si fece un sopralluogo per presentare questo, ci fu qualcuno che disse: ma insomma, è peccato che questa cosa qua non diventi qualche cosa in più, qualche cosa di importante. L'idea che da quel luogo, che forse era anche un luogo anche di dolore per certi, mia nonna è morta là, adesso non voglio farmi, che diventi però un luogo di ricerca, un luogo che guarda al futuro, ma soprattutto che, come dire, si sia fatto qualcosa in quel luogo, secondo me rende noi triestini inconsciamente molto orgogliosi del fatto che la SISA ci sia, e credo che un conto però è esserlo senza lo vedi, dici là c'è la SISA, eccetera. Quando invece arrivi là e vedi quello che c'è qualche cosa anche di importante, insomma, che quindi è bene fare ste robe all'aperto, ecco, insomma, così si vede tutto quanto. Sì, in presenza, tutti insieme. Alle varie iniziative ci si deve in qualche modo iscrivere oppure si arriva e si sceglie? Si arriva e si sceglie, giustissima domanda, perché questa è importante da raccontare. Sì, che dopo magari... diciamo dalle 4:30 si potrà arrivare, ci sarà qualcuno ad accogliere le persone, poi effettivamente dalle 5 inizieranno le attività, però insomma se uno vuole arrivare prima, un attimo, orientarsi, guardarsi in giro, l'accoglienza parte prima, ma pratica. È tutto libero. Si può arrivare in macchina e parcheggiare Giusta dentro domanda, il garage? si può arrivare in macchina, c'è un parcheggio che sarà a disposizione, c'è anche un potenziamento della linea 38 che è quella che arriva attraverso via Bonomea in Sissa, e per cui anche i mezzi pubblici sono consigliati per non affollare troppo il parcheggio, però entrambe le opzioni sono assolutamente valide. Sì. E quindi uno arriva, vede quello che c'è, sceglie due o una più, partecipa, se vuole guardare il programma, se vuole guardare il programma in anticipo è online a disposizione, per cui può anche già farsi un'idea di quello che c'è, altrimenti ci saranno delle persone appunto in accoglienza a raccontare un po' le iniziative e aiutare le persone ad orientarsi. È importante, siccome l'Open Day è anche una festa per tutti quanti, per la cittadinanza, alla fine ci sarà l'aperitivo offerto dalla scuola con la musica, con un DJ che è anche uno studente della SIS proprio, quindi facciamo tutto in casa, però è un momento anche di festa e di condivisione. Abbiamo un bel parco, fa caldo, lo condividiamo, vogliamo anche festeggiare. Quindi farete house music in modo che tutto resti in casa. I nostri ricercatori non sono solo persone di scienza, ma hanno tante passioni e c'è qualcuno che si dedicherà alla musica. Questo a questo punto diventa solo una curiosità, ma le iscrizioni invece poi
quando anche l'anno accademico della Sissa segue... L'anno accademico della Sissa segue i bandi di dottorato che sono diversi ho capito, quindi a seconda della disciplina e dell'area, per cui alcuni aprono a ottobre, altri aprono a febbraio. E poi ci sono i master invece, quello del master in comunicazione della scienza ha appena aperto, se volete fare lo stesso percorso che abbiamo fatto io e Marta. Abbiamo anche un master in high performance computing, quindi per utilizzare i supercalcolatori insieme con l'ICTP, il centro di fisica, e abbiamo un master in data management e curation, cioè la gestione e la preparazione dei dati, che adesso con l'intelligenza artificiale è un campo importantissimo, per cui anche in quel caso il bando è già aperto, il master è co-organizzato con Area Science Park. Noi siamo sempre il più possibile, cerchiamo di coinvolgere tutto il sistema Trieste. Ed è bello anche questo, no? Che non ci sia un arroccamento. Assolutamente. Posso saltare di palo in frasca? No? Perché mi sono resa conto che prima ci siamo fermati a metà del programma, poi abbiamo nominato l'aperitivo e quindi volevo citare un'ultima cosa del programma per ringraziare anche l'asilo nido della Sissa, perché in Sissa abbiamo l'asilo nido, dove ci sono i bambini dei dipendenti, insomma, che anche ha organizzato delle attività proprio per i piccolissimi e ha portato una mostra itinerante realizzata con un progetto europeo. Quindi le attività per i più piccoli sono sia a cura di Sissa Media Lab che anche dell'asilo nido, per cui chiudiamo il programma che ci eravamo fermati. 0 a 99 esatto, anni, abbiamo tutti. Di tutto e di più. Si usa per via di Attenborough, e di Mel Brooks, dice tanto per... Allora io ringrazio il dottor Alessandro Tavecchio e la dottoressa Marta Fornasier per essere stati con noi, buon lavoro e ricordatevi l'appuntamento di giovedì prossimo, dopodomani, Science Picnic alla Sissa. Per eventualmente vedere i progetti basta digitare Sissa e dopo si viene Sissa Open Day, c'è il sito e si trova. Sì. Dopo la pubblicità parliamo di musica con Gabriele Centis e parleremo soprattutto di Trieste Estate. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Gabriele Centis, co-direttore artistico di Trieste Estate. Noi abbiamo avuto, credo un mesetto fa, prima che Trieste Estate iniziasse, era con noi Lino Marrazzo. E Gabriele Centis è l'altro. Qualcuno potrebbe dire uno si occupa più di prosa, teatro, e tu prosa, più di... io più di magari non è propriamente così. Sono anche però delle cose trasversali, come si dice, qui in realtà c'è una comunanza di impegno. Qual è anche per spiegare ai telespettatori, no? E anche a noi delle volte, perché noi arriviamo quando i giochi sono qual è come dire, l'aspetto più complesso nell'organizzazione di una manifestazione come Trieste Estate, che è fatta di un numero di appuntamenti piuttosto importante? Beh, allora, l'abbiamo già detto altre volte, ci sono vari aspetti naturalmente della fase organizzativa. C'è una parte ovviamente di coordinamento appunto artistico in cui si raccolgono quelle che possono essere le proposte, i progetti che nel periodo così di stesura del calendario si presentano, si fa un po' un'analisi anche della situazione generale, si consultano anche quelle che sono le realtà ovviamente consolidate, gli enti culturali della città, le associazioni con cui si collabora praticamente già da molti anni, per cui vedere qual è la situazione in quel momento, quali sono le proposte. Si valutano naturalmente anche proposte nuove e si vanno a cercare anche delle cose particolari. Ed è l'aspetto artistico che appunto richiede un po' di tempo, varie consultazioni, varie valutazioni anche rispetto a quello che può essere il budget e così via. Poi naturalmente c'è l'aspetto organizzativo tecnico che di volta in volta, anche se in realtà le location più o meno sono già definite, i luoghi di Trieste Estate sono sempre quelli, però in realtà si tratta ogni anno un po' di rivedere quello che sono gli allestimenti tecnici, perché alcuni valgono, no? C'è una validità di 2 anni sugli allestimenti, altre volte appunto bisogna rifarli, rivedere, per cui progettare la parte tecnica
e che naturalmente si associa anche a quella della sicurezza, che è altrettanto impegnativa, sempre di più e sempre giustamente di più, che richiede anche qui tutta un'analisi molto precisa di quelle che sono le esigenze degli spettacoli, ma anche quelle che sono le esigenze ovviamente sia per gli artisti che per il pubblico di vivere queste esperienze di spettacolo in maniera di totale sicurezza. E poi naturalmente c'è tutta la fase promozionale, l'organizzazione proprio del calendario in sé, la gestione del budget e diciamo poi quello che può essere la promozione, siamo qui apposta per questo anche, di promuovere tutta questa grande massa di eventi e di proposte a cui spesso si associano nel calendario anche alcune cose che non sono strettamente del nostro calendario, ma che Trieste Estate ospita all'interno della sua promozione. Armonia, per esempio, immagino che faccia parte di... Esatto, perché anche il Festival dell'Operetta per certi aspetti. Certo, beh, insomma, il Festival dell'Operetta, diciamo ci sono delle macro aree che ovviamente si muovono all'interno di Trieste Estate, come il Festival dell'Operetta, poi magari le citeremo, mi sono preso anche l'appunto per indicarle le varie. Macro aree intendo cioè dei soggetti o comunque degli enti che promuovono e producono più serate in pratica, più appuntamenti, per cui sono o delle rassegne o proprio dei veri festival che propongono appunto più appuntamenti e magari spesso anche in luoghi differenti. E poi ci sono appunto anche le singole proposte delle singole associazioni che magari fanno una singola proposta che viene accettata, inserita nel Quanto contesto. tempo vi mettete a lavorarci prima? Ma guarda, bisognerebbe teoricamente chiusa una stagione già ripartire per quella successiva, anche perché ci sono sempre appunto degli imprevisti, dei mutamenti e sempre più negli anni, no? Dicevamo l'altro anno, avevamo definito quasi Trieste Estate come una specie di ecosistema di una sua vita propria che ci dominava durante l'anno negli aspetti organizzativi. E quest'anno abbiamo dato un po' un'interpretazione, un po' grazie anche a Federica Azzar, che è il nostro ufficio stampa, che ha avuto questa intuizione e che poi è stata un po' perfezionata ancora nell'idea dalla dottoressa Locci, che è direttore dell'area cultura, che è quello della città come palcoscenico in pratica, la città che in questo periodo si trasforma in un enorme palcoscenico. Io ho visto per esempio anche le cose che fanno quelli di hangar in giro per, le periferie. Cioè, cresciuta in questi anni e questo è affidato a hangar teatri che sono veramente molto determinati, molto organizzati per il cosiddetto Trieste fuori centro, per cui c'è il coinvolgimento delle periferie, c'è un coinvolgimento fino al Carso praticamente, con un'offerta incredibile di spettacoli di teatro, di musica, attività per famiglie, laboratori, anche delle specie di maratone che loro specie nel weekend fanno, per cui si parte già nel pomeriggio per arrivare appunto magari con dei laboratori per famiglie, per arrivare poi alla sera con gli spettacoli. E fra l'altro anche a me piace sempre ricordare che anche loro hanno questo impegno addirittura ad animare delle zone cosiddette un po' non a rischio, ma zone cosiddette queste aree rosse che sappiamo, eccetera, e portano invece, come è capitato adesso recentemente in Largo Barriera, eccetera, la piazza Garibaldi, che sono appunto zone un po' così attenzionate, invece delle cose pomeridiane, serate di spettacolo in cui partecipano le persone in grande serenità, appunto con anche famiglie e bambini, riportando una dimensione di normalità e di positiva, di vivere positivamente questi spazi, anche insomma al di là di quelle che possono essere delle problematiche. E senti, Trieste Love Jazz come si inserisce in... La Trieste Love Jazz è una di queste macro aree, come dicevamo. Trieste Love Jazz ormai da molti anni, come abbiamo già detto in altre occasioni, festeggia 20 anni questa edizione, e proponendo appunto quasi una media negli anni di 24, 22, 23, 24 concerti per stagione, per cui siamo un po' uno zoccolo duro di Trieste Estate, e siamo ovviamente onorati perché ovviamente ricordo che sempre Trieste Estate è promossa dal Comune di Trieste, per cui c'è un impegno sia in termini di budget che organizzativo da parte degli uffici, naturalmente da parte dell'amministrazione, veramente molto impegnativo, di impegno veramente di grande livello. E naturalmente questi 24 appuntamenti, 22, 23, 24 appuntamenti che noi proponiamo ogni anno, sono un po' spalmati durante la stagione, ma sono anche un'occasione innanzitutto per tentare di attrarre quello che può essere il turismo culturale. Il jazz è un po' una lingua franca, appassionati in tutto il mondo, dappertutto, al di là
oserei dire proprio dei continenti, per cui è sempre un'attrattiva, il Festival Jazz riesce ad attrarre molti turisti che ci seguono anche da molti anni, riceviamo appunto magari lettere, informazioni da Vienna, per dirne uno, o da Lubiana, per dire i paesi più vicini, però il fatto di proporre il jazz, comunque anche in particolar modo spesso degli artisti di livello internazionale, aiuta molto anche questa internazionalità, diciamo, proprio di Trieste Estate, insieme a tante altre proposte ovviamente. Volevo fare con te un ragionamento, allora, che però ci costringe un pochettino ad entrare in casa d'altri, che non è elegante, ma insomma si può fare. Trieste Estate è un appuntamento appunto sentito, cioè la gente sa che poi magari la gente non, come dire, magari non collega necessariamente il Festival dell'Operetta Trieste Estate, magari non collega Restate in Armonia, no, Restate in Armonia è altro. Il Festival Aveninchi certo. A Trieste Estate, facciamo casino noi, certo. Figuriamoci chi, certo. però insomma sa che c'è questo appuntamento. In alcuni casi ci sono degli accavallamenti, delle proposte che vanno in scena negli stessi giorni, eccetera. È difficile, immagino, arrivare ad una, come posso dire, ad un'organizzazione in modo che non ci siano troppi spettacoli di punta nello stesso giorno. Vabbè, come puoi immaginare, una riflessione che noi facciamo spesso, innanzitutto cerchiamo di intanto di diversificare le proposte rispetto ai generi, per cui se c'è un concerto rock può esserci l'operetta, perché presumibilmente il pubblico può essere differenziato. D'altra parte, per esempio, una delle paure che noi abbiamo in questi anni è dire ci sono talmente tante proposte che dove lo troviamo il pubblico? Invece siamo stati smentiti, perché in realtà il pubblico c'è sempre e anche tanto, c'è una partecipazione veramente incredibile, e devo dire che in questo caso dà effettivamente una grossa mano la presenza di turisti, perché aumenta ovviamente la massa critica proprio di persone, per cui a parte i triestini che, devo dire, godono di Trieste Estate, lo seguono tantissimo. Noi abbiamo delle persone che ormai conosciamo personalmente, le vediamo, sono ogni sera quasi a prescindere, che frequentano le proposte, le offerte. Ma nello stesso tempo, appunto, crescendo anche numericamente la presenza a Trieste, alla fine tutti questi appuntamenti cioè nessuno soffre alla fine di questi accavallamenti, casomai la critica dice stasera sarei andato sia di qua che di là. Ecco, questo è un po' quello che noi paghiamo. D'altra parte penso che poi se applicassimo una regola un po' ancora più ferrea di separazione degli appuntamenti sarebbe scontento il pubblico, perché e anche poi chi fa le proposte, perché alla fine tutti vogliono partecipare. Perché stasera c'è solo questo, esatto. Che poi anche tra l'altro tra le varie proposte estive non dobbiamo dimenticarci che permane anche lo zoccolo duro del cinema estivo, che non è si potrebbe sempre pensare, vabbè, ma il cinema estivo ormai tra piattaforme e roba del genere, invece assolutamente no. Ma poi c'è la ritualità del cinema all'aperto, c'è il gelato, la serata al fresco, cioè è una sua fascinazione, vuol dire, un suo racconto di per sé. Avete mai fatto, probabilmente sì, e nel caso chiedo scusa per non essermelo ricordato, ma avete fatto, immagino, anche delle indagini su quanto appunto Trieste Estate incide nel turismo, su quanto il turismo incide in Trieste Estate? Ci sono dei numeri che avete? Ma diciamo, io ti posso dire, per esempio, un punto di vista anche molto semplice. Noi con il Festival Jazz, ad esempio, abbiamo ormai difficoltà a trovare stanze libere per i musicisti. Abbiamo a volte difficoltà a trovare un ristorante per far mangiare, perché evidentemente una cosa alimenta l'altra, nel senso che evidentemente questa presenza turistica c'è.
potrebbe esserci forse anche a prescindere, non lo sappiamo, è difficile valutare numericamente, eccetera, bisognerebbe fare un'indagine precisa, magari raccogliere dei dati durante gli spettacoli per vedere. Quello che posso confermarti è sicuramente che intanto io sento nel parterre, nel pubblico, lingue le più incredibili. Sì, questo basta andare. Cioè, ad esempio, non so, mai sentito turisti francesi, ad esempio, a parte gli inglesi, americani, ma francesi, per esempio giapponesi ho visto addirittura. E per cui vuol dire, se sono presenti agli spettacoli vuol dire che questo appeal esiste, sicuramente c'è una connessione, no? Fra l'offerta, quello che noi possiamo offrire e quello che l'offerta poi a sua volta richiama. Senti, invece per quanto concerne i siti, no? Allora, grosso modo, adesso i siti sono quelli che non comprendono fuori centro, ma i siti sono Piazza Verdi, il Museo Sartorio e anche il parco del Museo Winkelmann. Esatto. Così. Castello di San Giusto mi pare che quest'anno... No, adesso il Castello di San Giusto partirà c'è il Verdi, no? Giorni, e anche il Teatro Verdi faranno un concerto sinfonico con le musiche di John Williams, per cui tutte le musiche, le mitiche John Williams. Esatto. In più ci sono offerte di spettacoli proposti da Vignando, Luigi Vignando e Good Vibration, che come ogni anno curano un cartellone, alcuni credo una decina di concerti a Castello di San Giusto, anche questo di concerti che si muovono fra proposte nazionali, internazionali, fra pop e rock, e anche alcune cose di stretta attualità. Per esempio quest'anno faranno una serata che è uno speech teatrale con la famosa criminologa Abruzzone, per cui c'è anche questa spettacolarità che non siamo abituati purtroppo a seguire, e che è molto di moda televisivamente parlando. E poi Trieste spesso, come sapete, è protagonista nell'ambito anche della cronaca nera da molti anni. Per cui c'è anche questo appeal spettacolare, lo dico anche in senso positivo, non solamente negativo, di lei che viene a fare uno spettacolo con taglio teatrale anche all'interno di una stagione estiva. I siti quelli sono, cioè ne immaginate anche di altri? Noi abbiamo sempre queste cose particolari, per il festival, il famoso concerto sul Molo d'Ace che facciamo ogni anno, quest'anno facciamo anche questo concerto per l'Eclissi sul bastione di San Giusto. Ma sai, la scelta di questi luoghi sono un po' perché fanno parte della storia di quest'estate. Ci sarà anche Piazza Unità, non dimentichiamo il concerto di Gorillaz, e con un altro concerto il 26, che è un concerto un po' sorpresa, che probabilmente con DJ internazionale il giorno 26 luglio. E sono quelli che storicamente appartengono alla tradizione di quest'estate, ma sono anche quelli adatti a ospitare questa cosa qua. Devo dire, il Museo Sartorio è veramente un piccolo gioiello, sia dal punto di vista dell'allestimento, del giardino stesso, perché è molto curato, in questi ultimi anni è stato molto curato, gli strumenti tecnici sono veramente di grande qualità e si presta sia per il teatro che per la musica. Il Winkelmann ha anche le sue fascinazioni, altrettanto questo verde, questo grande giardino, eccetera. Piazza Verdi è un teatro all'aperto, perché praticamente è chiuso esattamente alla famosa quarta parete che dà verso... È una roba, sembra fatta apposta. Esatto, sia per quanto riguarda l'acustica che anche per l'impatto visivo, no? Per cui sono luoghi particolarmente adatti, ecco, questo voglio dire. È chiaro che poi essere adatti vuol dire anche avere più facilità ad allestire la cosa tecnica, perché in certi casi possono esserci anche dei problemi, più banale degli allacciamenti elettrici, anche per esempio, vediamo adesso con il clima, anche a zone che siano relativamente protette. Piazza Verdi, intorno alle 5:30, 6, incomincia a esserci l'ombra, i giardini sono comunque alberati, per cui si può lavorare, montare nel pomeriggio, è anche più vivibile da un punto di vista climatico, diciamo così, che già Piazza Unità, per esempio, chiaramente il posto è meraviglioso, ma è molto esposta e così via. Insomma, ma tu hai in mente un luogo dove ma qua mi piacerebbe una volta si faceva anche in Piazza Ortis, era legata agli spettacoli sia di teatro che di musica, però adesso lì ci sono... adesso un po' più di... c'è il mercatino, le cose eccetera, che un po' ha delle loro necessità. Anche Piazza Sant'Antonio però è abbastanza trafficata, perché anche questo è un problema, una volta il traffico, se è vicino, tende anche a disturbare, no?
E invece, a parte che sarebbe difficile, ma insomma, al di là di tutto, quando anche fosse possibile, teatro romano ormai è... Beh, ma ci sono voci che sarà possibile riprendere, c'è stata una importante ristrutturazione in questi anni, di riapertura hanno anche smontato fra virgolette quelli che erano i vecchi camerini, per cui probabilmente sarà possibile allestire. Il teatro romano è splendido, ha una capienza relativamente limitata, ma più che sufficiente, negli anni fa c'è la John Bice. Sì, ma penso che avesse una capienza intorno ai 500-600 posti, ha due problemi, un problema è che ovviamente ha il retropalco aperto, per cui la gente tende un po'... Sì. E naturalmente è anche molto trafficata, perché anche le sirene, la polizia, è un po' disturbante questa cosa, per cui anni fa era stato studiato un sistema di innalzamento di una specie di muro temporaneo che permetteva un minimo di assorbimento acustico, una separazione anche, oltre che estetica, anche funzionale. Ed era sarebbe una possibilità interessante sicuramente da riproporre. Allora, senti, siamo verso, abbiamo ancora 7 minuti, però volevo chiederti invece un'altra cosa completamente differente, ma perché non riesco più a raccapezzarmici per altre... Cioè, parliamo di musica, no? Parliamo di... chi compra più dischi? Nessuno. No, come funziona? No, perché... No, guarda che tu mi trascini sempre, ma purtroppo, sai cos'è? È che noi ci vediamo con una certa frequenza, diciamo. Sì. E purtroppo nella frequenza, pur essendo relativamente breve questi nostri incontri, ma un breve lasso di tempo, in realtà le cose cambiano in maniera esponenziale. Ne avevamo parlato della fine del mercato discografico, la fine del CD, però adesso possiamo riparlare invece del rilancio del vinile. Come ad esempio potrei anche dirti che, come forse tu saprai già, ma in questo momento in classifica negli Stati Uniti sono dei prodotti totalmente realizzati con l'intelligenza artificiale, compresi i cantanti. Se qualche anno fa, soprattutto le parti vocali, soffrivano di una sorta di mancanza, non funzionalmente le parti musicali, sai, ormai con i computer, le cose, i suoni, eccetera, la parte vocale risultava particolarmente finta. Adesso hanno raggiunto dei livelli veramente imbarazzanti, nel senso che in questo particolar modo sul cantante di colore in classifica ci sono un paio di brani che è veramente sconvolgente. È chiaro che gli addetti ai lavori, ovviamente chi è molto abituato, l'orecchio allenato per quanto riguarda le produzioni musicali, capisce. Ma in realtà quello che può essere, diciamo, fra virgolette, preoccupante è che il livello della massa di sensibilità del pubblico di ascolto tende ad abituarsi a questo standard determinato dall'intelligenza artificiale, per cui si accontenta o sente ormai poca differenza su quella produzione umana, diciamo così, quella dell'intelligenza artificiale. Resterà sicuramente, e per fortuna, la musica dal vivo suonata, che questo ha un valore inestimabile e soprattutto irraggiungibile da qualsiasi forma. Però sai perché meccanica. ti ho riposto la domanda? Perché io che arrivo sempre tardi su queste cose, e adesso da un po' di tempo che ho Spotify e c'ho dicevo, non vado neanche ad acquistare dei dischi, eccetera, ma soprattutto anche trovo talmente tante cose che vado chirurgicamente alla ricerca di quello che voglio e poi magari posso fare la mia playlist. Ma si tratta ormai quasi di un livello di un lavoro d'archivio. Perché il problema è l'archivio ormai è enorme e noi che abbiamo vissuto epoche in cui è il piacere proprio di lavorare e di creare il proprio archivio. Il problema è la produzione futura, no? In che direzione si andrà, che questo poi si trasforma non solo come un problema, diciamo, artistico, ma anche un problema di tipo commerciale, nel senso che puoi immaginare che, non essendo, ma ne parlavamo oggi pomeriggio, tu pensi ad esempio sui jingle pubblicitari, no? Che una volta c'erano gli omini specializzati che facevano la pubblicità della Coca-Cola, dei biscotti, eccetera, c'era un omino che si inventava le siglette. Ormai per cui con un costo anche di produzione oggettivo, di uomini che suonavano, di uno che pensava... Adesso questa cosa viene realizzata, non dico a costo zero, ma per poche lire dall'intelligenza artificiale. Una qualsiasi industria
trova una soluzione semplice e a basso costo attraverso l'intelligenza artificiale. Quello che potremmo dire cos'è? È che io credo che l'intelligenza meccanica, perché di questo si tratta, non riuscirà mai a esprimere l'indicibile, cioè quello che noi percepiamo all'interno di una vera opera d'arte, l'indicibile, l'inscrivibile, l'inascoltabile che riesce a produrre l'ingegno umano attraverso una vera opera d'arte. La meccanica probabilmente non riuscirà a fare questo. Vabbè, insomma, ognuno poi dopo ha questo, ma io per esempio c'è un disco della Streisand, credo sia Broadway Album il primo, dove ad un certo punto senti il respiro suo prima che attacchi la... E quello è un momento inestimabile, certo, perché certo, al di là di tutto capisci che c'era qualcuno dietro quel microfono, eccetera, ed è un momento che ogni tanto deve essere The Broadway Album. Vabbè, insomma, poi sì, è questo che probabilmente ci salverà, nel senso che la ricerca ancora di quello che è fra le note, quello che è fra la scrittura, quello che è fra le immagini, che è indicibile, che non è spiegabile, che però appartiene solo all'umano. E tra l'altro poi c'è una canzone anche di Sinatra, un'incisione di Sinatra, adesso non mi ricordo quale, dove c'è una ripartenza, hanno tenuto la ripartenza. Adesso vedi che Mato l'avrà avuto fare, non sarà tornato indietro, capisci? Allora, dobbiamo... dunque, tutto Trieste Love Jazz è gratuito? Diciamo c'è una percentuale degli spettacoli a sbigliettamento nei luoghi dove è possibile sbigliettare, fondamentalmente al Sartorio e nei teatri, come sai, dove vengono realizzati gli spettacoli. Adesso non saprei dirti le percentuali, ma sono un buon 30% diciamo, è a sbigliettamento degli spettacoli, gli altri sono tutti liberi. E naturalmente c'è un sito dove potete vedere il sito è semplicissimo, Trieste Estate, vi si apre tutto il calendario che peraltro è anche in aggiornamento, per cui se non trovate qualche appuntamento di agosto sta per arrivare eccetera, però più o meno quotidianamente. Grosso modo va avanti cosa? Fino ai primi di settembre? Sì, diciamo la Piazza Verdi parte praticamente questa settimana e termina il 16 agosto, il Sartorio è partito già i primi di giugno con Let's Play con i teatri e finisce a fine agosto. Il Winkelmann parte a metà luglio, finisce a metà agosto, il Castello di San Giusto partirà adesso intorno al 10-12 luglio, termina i primissimi di agosto. Insomma, quelli sono le date. Grazie Gabriele Centis per essere stato con noi, buon lavoro. E noi ci vediamo domani come sempre alle 17:55. Buon proseguimento, buona serata. Stavo per dire buon anniversario perché ho in mente Aznavour. Buona serata. Arrivederci.